Buonasera e ben chiatazza a Gnovis, si clama Alessandro, il neonato abbandonato ir de mare in testazione des Corrieris di Lignan, così di fatto al momento. Lo clama il personale sanitario dal reparto di ostetrice e ginecologia dall'ospedale di Tisane, dove che si chiate. Alena Sud Malmadura, 36 settimane, si chiate dunque in osservazione, col personale sanitario che ha domandato di visionare le immagini dal sistema di videocontrollo per capire se ha enasite al vedi da urman colpso, al vedi battuti il chiaf. Attiere a evitare conseguenze pies pal frutta all'estate di sicuro l'intervento immediato dai presenze. 660 plantis di oppia sono stati sequestrati in una chiesa disabitata in provincia di Gurizze, de guardie de finanze dal Lusence. Ieri una vera e propria implantazione che veniva curata dai due OMS. Gli splamizzali hanno spietato la loro presenza in tal periodo di raccolte dal prodotto per intervenire arrestanti doi e sequestranti il stupefacente. Le analisi hanno rivelato che gli plantings avessero imbuttato una grande quantità di oppia e morfine. A passi di Gnuf la quota di 2.000 infetti di Covid-19 in Friuli Vignesi Giulia arrivano tra positività rilevate di tampons molecolari e di provi antigenici a 2.607 casi in questi ultimi 24 ore. Le persone ricoverate in terapie intensive sono 7, intanto che sono 165 i pazienti accettati in chesatris rearis medicis. 5 le vittime 3 in te province di Udin. Allelat UA5 il numero des personis dispierdudis tra la lavine di detrize e glace precipitate dal glaciar de marmolade domenie passate, personis ritignudis dispierdudis, sono stati chiatadis fure dunque diavadis de liste di cui cale cirut anche mo. Il bilancio, anche mo provvisori, alle 17 corps recuperati, 4 riconosciuti, 2 in fase di riconoscimento e 1 che arresto è disconosciuto. La ultima vittima riconosciuta ufficialmente è una persona residente in Trentin, a son vot le persone ferite, una di Mettude. La marmolada sarà off limits dopo di un'ordinanza di sierade de bande dal sindaco di Canazei Giovanni Bernard. Il provvedimento che al momento una durata indefinita, al vada urde ordinance di sierade parziali di domenie. Anche mo une ultime prove per Cirin Diz e Sens di Raffaele Rinaldi, l'escursionista triestin di Spierdudi, Domenia e Vinchi e Doi di Mai a Cogne e un'iniziativa private organizzate di un dai fradis Cristian. L'obiettivo è tamesà une zone a quote 2.200 metri, sfurtroi sobdichel che di Lilla al Zapuarte a Ponte Fenilia e che l'om alvares passat il di desparizione. Queste mattine ad Artigne un agricoltore ha rinvignuto in tune zone di campagne un ordegno bellic no sclopato e una bombe a man che rimonta alle prime guerre mondiali che perché che gli è stato domandato l'intervento dagli artificiers, dai carabinieri dal comando provinciale di Udin. L'area in spiete che l'ordegno al vegni fatta slussica e gli è state bonificate. Stop a tutti gli spontanei a Udine e la decisione de Zonte col sindaco Pietro Fontanini che l'ha voluto che si fa fronte alle crisi idriche. Sentinlo. Ho deciduto voi di sarà gli spontanei in città, così chiamati spontanei di Bielecce. In questa maniera ho dato un segnale anche noi che bisogna stare attenti sulle acque, non bisogna strassare, bisogna tenere di conto perché purtroppo questo sud che sta venendo in maniera così forte non si obbliga a tenere conto dell'acqua. Quindi anche il comune dà un segnale e io spero che anche tutti gli famiglie di Udine che siano attenti a come doprare le acque, doprare dove per alimentazione o per uso personale, non per altri robi, perché è diventata in questa situazione una vera preziosa le alghe e ripeto di tenere di conto. Il comune di Primarias al cerchio personale di impleanta all'ufficio tecnica che sfini il sindaco Michele Di Sabata al butte une clamade ai giovins perché partecipino al concorso convocato insieme con altri comuni.
Facevo un appello anche perché come proprio settimana che viene, quindi avete la possibilità già dal mese di lui di là fare tramite Chianfuarmet, se 5 comuni insieme, ne hanno architetti, ingegneri, geometri che devono una mano, è un concorso via arte, quindi saranno circa 10 posti a disposizione. Un'opportunità soprattutto per tutta la gioventù che è fuori di scuola, ma anche che lavora di passare dal privato al statale. E un'esperienza che io consiglio di fare, si invidia a fare, perché abbiamo bisogno di altri, di gioventù, e altri avranno bisogno di noi, perché avete la possibilità di imparare con una certa calma, fra virgolette, che è diversa rispetto al privato. Quindi approfittate dei prossimi 15 giorni che atterressa il bando sul comune di Chianfuarmet, dove 5 comuni, tra cui la primaria, se vanno a cercare queste professionalità tecniche. Il Comune di Udin all'istituirà 60 puesti auto color di rose per femminis in gravidanza e genitori con figli di massimo 2 anni. Sandin Fevele il vice sindic Loris Michelini. Ho deciso di dedicare 60 posti, quindi non sono pochi, sono 60 posti sia nel centro che anche nelle prime periferie e te frazioni. 60 posti dedicati in maniera gratuita alle mamme, alle maris che hanno i frutti e anche al pari, perché praticamente che girano insieme varranno al pass e al frutto fino a 2 anni di età. Quindi potete parcheggiare a raso, quindi per ore, no? Come si può fare anche nei parcheggi strutture, gratuitamente i cosiddetti stalli rosa, cioè i posti dedicati alle mari che partorirà. Ma il messaggio è chiaro, le famiglie udinesi con queste giunte e varranno un grande risalto, potranno veramente sopperire a tutte le necessità che varranno, perché già i disabili o viene approvato un aumento dai posti e quindi saranno favoriti. A chi spunta anche le femmine che partoriscono e anche i genitori che ovviamente li accompagnano. Monfalcon di sera è stato tal scur paroris per un blackout che ha interessato quasi tutta la città, dai cantiers, da dai Technics Enel intervenuti, 4 centralutis de tensione medie a saressi saltati spalchialt, facendo impossibile una restaurazione in curt. In qualche zona, di fatto, la corrente non rive o è rive a San Gloc con anche la interruzione dal funzionamento dai semafors. Il sindaca Anna Maria Cisin, in contatto continui con la direzione nazionale dall'Enel, e ha sclarito che saranno destinati dai risarcimenti ad hoc per cittadini e imprese che hanno patito danni in tal corso di interruzione delle correnti elettriche. Alle dut parus si torna a vio di domani sera con Gnovis, buone serate e mandi.